Il paesaggio pastorale, nelle sue componenti biologiche, nelle sue emergenze sonore, strutturali e nella sua identità culturale, è legato alla sopravvivenza della pastorizia in Sardegna. E ciò è possibile soltanto se alle imprese agropastorali è assicurata una adeguata redditività. Il paesaggio è perciò uno dei prodotti del pastoralismo che con linguaggio moderno si direbbe una esternalità delle imprese agropastorali. Il dottor Marino Contu, direttore dell'Associazione Regionali Allevatori, ci illustra il ruolo che questa nuova produzione può assumere nel contesto economico delle aziende zootecniche sarde. Beh, intanto c'è da dire che a mio parere esistono diversi paesaggi agropastorali. Conoscendo un po' tutta la Sardegna, tutto il territorio sardo, c'è una grande e continua varietà di paesaggi che parlerei di un continente di paesaggi, modellati sempre dall'allevatore, il pastore che ha sempre messo del suo molto per fare in modo che si conservassero paesaggi che sono unici al mondo. Noi basta girare in questo periodo in tutta la Sardegna per renderci conto di come l'allevatore ci tiene in modo particolare a fare in modo che questi paesaggi si tramandino. Probabilmente con un eccesso di modernità negli ultimi 30 anni molto è stato abbandonato, ma bisogna riprenderle. Ci sono diversi esempi di ripresa di questi paesaggi, di recupero di paesaggi tipo i muleti a secco, tipo le recinzioni fatte con la rete arrugginita, tutte queste cose che piano piano qualche allevatore un po' più diciamo, proiettato verso quelli che sono i temi ambientali sta anche cercando di sostituirli. Io sono del 73, ho cominciato ad andare in campagna che avevo 6-7 anni, a vedere, c'era mio zio, quello che è tornato dalla Fiat, figurati si perdeva la rete. È arrivato proprio per dire, oh ragazzi, basta, adesso vi faccio vedere io come si fa. E aveva ragione da un punto di vista pratico. Io ho conosciuto queste contraddizioni e vedere la praticità del moderno, la rete. In un giorno ti metti 1 chilometro, non è che... un muretto in un giorno fai 5 metri se li fai, capito? Però poi a perdere è stato il paesaggio. Lì ci sarebbe voluto un indirizzo di tipo politico, culturale, perché se noi avessimo preservato tutti i muretti, il paesaggio ne avrebbe guadagnato, saremmo stati in un posto ancora, è bellissimo, a me piace un sacco, però saremmo stati ancora più avvantaggiati da un punto di vista ambientale e anche di controllo di problemi di smottamento. I muri sono sempre degli sbarramenti per acque, onde, e poi non sono invadenti, cioè la rete. Tutto il paesaggio, tutto il lavorio fatto dall'allevatore nel paesaggio ha uno scopo, un duplice scopo, che è quello intanto di conservazione di questi monumenti della natura, monumenti millenari, perché il paesaggio così com'è, l'allevatore c'è da 1000 anni, si conserva bene il bosco, si conserva bene il prato pascolo, tutto quello che noi vediamo è conservato proprio perché c'è la mano dell'uomo. Sul pastore ti interessa di proteggere la terra, naturalmente, cada terra vive. Di proteggerla, non si intende proteggerla di tutto, di coltivarla, rispettarla dai fuochi e così di essere distrutta, di essere abbandonata. Immaginiamoci tutto questo paesaggio senza niente, sarebbe una selva intricata di rovi, di cespugli, di sottobosco, bosco, quindi una cosa ingestibile. Invece questo è fruibile da parte di tutti, è bello per questo. L'allevatore chiaramente, e noi in questo diamo una mano all'allevatore, cercare con la tecnica, con tutte quelle che sono le innovazioni tecnologiche, il nostro obiettivo è quello di portarle al contatto dell'allevatore in modo tale che ne tragga il massimo del vantaggio. Piuttosto si lamentano i veri pastori, no? Che prezzo non ce n'è, né del formaggio, né della carne, né del latte. Il paesaggio è un reddito per 2 aspetti. Un aspetto legato a quello che è il miglioramento stesso del paesaggio esistente. Il secondo è far conoscere verso il pubblico quello che è il paesaggio agropastorale, perché se noi riusciamo a trasmettere questo che è l'immagine del paesaggio sardo verso il turista che arriva qui durante il periodo estivo in modo particolare, ma anche durante il periodo primaverile, che secondo me è il periodo migliore in Sardegna, cioè noi potremo portare molti dei turisti dalle coste verso l'interno per fare in modo che ne tragga il massimo beneficio. E poi c'è un reddito intrinseco, perché il fatto del pascolamento fatto su queste erbe ricche di oli essenziali
E se noi riusciamo a dare il valore aggiunto a quello che sono poi le produzioni nutraceutiche dei nostri prodotti durante quel periodo particolare che va da aprile fino a giugno, ecco che riusciamo a vendere non solo il fatto di avere dei prodotti di tipo nutraceutico, ma anche che questo prodotto nutraceutico è fatto perché l'uomo è intervenuto in 1000 anni di conservazione del paesaggio di queste essenze che noi troviamo, essenze fabulari che troviamo sui nostri terreni, grazie all'attività svolta dai nostri pastori.